Da dove cominciare per diventare servi buoni e fedeli? Come primo passo siamo invitati a vivere la disponibilità. Il servitore ogni giorno impara a distaccarsi dal disporre tutto per sé e dal disporre di sé come vuole. Si allena ogni mattina a donare la vita, a pensare che ogni giorno non sarà suo, ma sarà da vivere come una consegna di sé. Chi serve, infatti, non è un custode geloso del proprio tempo, anzi, rinuncia ad essere il padrone della propria giornata. Sa che il tempo che vive non gli appartiene, ma è un dono che riceve da Dio per offrirlo a sua volta. Solo così porterà veramente frutto. Chi serve non è schiavo dell'agenda che stabilisce, ma docile di cuore e disponibile al no programmato, pronto per il fratello e aperto all'imprevisto, che non manca mai e spesso è la sorpresa quotidiana di Dio. Servitore aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio. Il servitore sa aprire le porte del suo tempo e dei suoi spazi a chi gli sta vicino, anche a chi bussa fuori orario, a costo di interrompere qualcosa che gli piace o il riposo che si merita. Il servitore trascura gli orari. A me fa male al cuore quando vedo orario nelle parrocchie, da tal'ora a tal'ora, poi non c'è porta aperta, non c'è prete, non c'è diacono, non c'è laico che riceva la gente. Questo fa male. Trascurare gli orari. Avere questo coraggio di trascurare gli orari.